L'acqua, incanalata dentro fossi squine, l'ainero, la scorre verso i fiumi. Dal 18 al 26 maggio ritorna il tradizionale appuntamento con la Settimana Nazionale della Bonifica e dell'Irrigazione, promossa da ANBI con il coinvolgimento dei consorzi di bonifica. Tema centrale dell'edizione 2024 è l'acqua ci nutre e dà vita. Significativa quindi la giornata di ieri che ha aperto la settimana di attività con lo spettacolo multimediale Draghi Revessi, suoni, sguardi, voci di uomini e macchine, che si è tenuta al Teatro Astra dopo una giornata certamente impegnativa dovuta alle piogge torrenziali che hanno messo in sofferenza il territorio e che ha visto un lavoro incessante, oltre che delle forze dell'ordine di emergenza, anche degli uomini e le donne del consorzio che quotidianamente lavorano per rigimentare le acque e per mantenere i territori all'asciutto. Sì, è una giornata pesante, stiamo cercando di rispondere a tutte le emergenze, purtroppo la pioggia è caduta in maniera violenta e dando neanche il tempo ai canali di smaltire questa massa importante d'acqua. Comunque per noi l'inizio della settimana della bonifica è un momento importante, lo abbiamo voluto celebrare con un'opera multidisciplinare da grandi artisti, dalla musica alla pittura all'arte del teatro e della prosa e della poesia per significare l'importanza della bonifica e la necessità in questa settimana che ormai viene celebrata dall'ANBI nazionale, quindi dalla bonifica tutta, da più di 30 anni, per dire ai cittadini quanto pesa e quanto vale la bonifica e quanto conta per la sicurezza del territorio. Quindi una settimana importante con tante attività, dai mostre, da idrovore aperte, da pièce teatrali dentro le idrovore, e questo credo sia un salto di qualità che noi abbiamo voluto significare ormai come dicevo prima, da più di 30 anni. Tante saranno poi le iniziative diffuse, dall'apertura degli impianti idrovori alle rappresentazioni teatrali e letture animate, appuntamenti volti a trasmettere e far conoscere sempre più le peculiarità del territorio, risanato dalla palude e reso asciutto grazie alle fondamentali attività quotidiane di bonifica. Noi abbiamo l'80% del nostro territorio che sta sotto il livello del mare da qualche centimetro a qualche metro. È chiaro ed evidente il ruolo quindi diventa fondamentale di queste infrastrutture che servono appunto a sollevare l'acqua dai punti più bassi, portarli a livello del mare per farlo defluire. È chiaro che sono delle strutture belle fuori, ma sono belle anche dentro, con tutta la tecnologia che è una tecnologia antica, progettata più di 100 anni fa, ma che ha ancora un grado di efficienza di oltre il 90%.